Premesso che il Consiglio regionale del Veneto dal 2010 a quest'anno ha ridotto di 10 milioni l'importo di funzionamento da 59 a 49 milioni, quello del Lazio costa 98, quindi quasi il doppio, anzi più del doppio. Quello che è apparso oggi in maniera eclatante è una cosa del 1984, né più né meno prevista da una legge regionale che recepiva il trattamento dei senatori e dei parlamentari, quindi vedere questi titoli sui giornali mi ha fatto un po' specie. Le nostre dichiarazioni di redditi sono assolutamente pubbliche, ogni anno vengono pubblicate sul BUR, riprese dai giornali, dai media regionali. Se c'è bisogno di ulteriore radiografia facciamola, non c'è nessun problema, da parte nostra appunto male non fare, paura non avere, e quindi già è pubblico tutto quello che incassiamo dal nostro incarico pubblico, ma anche dalle cose private. Se c'è bisogno di ulteriore trasparenza nessun problema a farla. E da assessore al bilancio invece qualche modifica potrebbe dare effettivamente qualche risparmio oppure no? Sono spese che vanno effettuate queste? Dicevo che da assessore al bilancio in 2 anni abbiamo ridotto del 20% le spese di funzionamento del Consiglio, se si può far meglio lo faremo, probabilmente sarà anche imposto questo, però dicevo abbiamo uno dei più bassi costi a livello nazionale, anzi siamo i secondi a livello nazionale per il funzionamento del Consiglio.